La strada c'è, il tracciato alternativo con tanto di sedime pronto pure. Eppure la tagliola burocratica italica non si smentisce mai. La riqualificazione della statale 13 a Venzone si potrebbe fare in tempi brevi, ma come sempre in questo paese non ci facciamo mancare niente. Noi siamo speciali, intesi come identità, cultura e istituzione, ma la macchia italiana, intesa come pachiderma statale, difficilmente si cancella. Per farvi capire meglio abbiamo interpellato non una persona qualunque, ma l'architetto Roberto Pirzio Biroli, che in materia non ha eguali a livello internazionale. Le sue parole. Ci troviamo di fronte al fossato parte, diciamo, ovest, che è stato già ripristinato, restaurato dal comune di Venzone. Questa opera immane di ricostruzione integrale del centro storico, comprese le mura, come si vede erano tutte crollate, si vede anche le tracce di dove erano crollate, un'opera gigantesca che ho vissuto insieme all'amministrazione pubblica. Manca l'ultima opera. L'ultima opera è questa, di continuare il fossato, completarlo. Laggiù si vede la Pontebana è proprio appoggiata, sopra il fossato è lo Stato che ha, per motivi senz'altro di funzionalità di quell'epoca, negli anni 50 lo Stato ha proposto di uscire dai centri storici con la statale 13 e mi sembra doveroso, perché la statale 13 passava nel centro di Artegna, Tolmezzo, dovunque, Tricesimo eccetera, e è stata spostata la statale 13. Manca forse ancora Tricesimo, per migliorare la viabilità si potrebbe correre lungo l'autostrada, comunque è stata spostata ai centri storici e quindi fuori da Venzone lo Stato ha usato il fossato. Lo Stato quindi ha distrutto, coperto, chiamalo come vuoi, qui si è costruito il parcheggio, diciamo, chiamiamolo provvisorio, per frequentare il centro storico. Dal parcheggio si capisce che frequenza ha questo straordinario centro storico, questa cittadella fortificata medievale. Ha un successo pazzesco, quindi la ricostruzione ha un successo pazzesco, grazie alle cooperative della ricostruzione, presiedute in gran parte da donne, che hanno veramente animato questa ricostruzione. Diciamo gente di lungimiranza. Sì, no? sì, esattamente. La popolazione, secondo me, di Venzone è un modello di comportamento dal punto di vista anche partecipativo, l'interesse nelle proprietà, ma anche nella cornice della finestra, negli aspetti decorativi esterni. La popolazione ha una enorme sensibilità. Questa spinta è quella vincente, che ha vinto e che ha costretto la Regione addirittura di anticipare i soldi. Se la Regione non avesse anticipato i soldi dello Stato, io credo che le cooperative del centro storico di Venzone avrebbero occupato la Pontebana. Ecco, questo è poco ma sicuro. Ecco, qui abbiamo, è stato occupato una parte ancora della proprietà dello Stato per adesso come parcheggio, però lo Stato ha il dovere di riparare quello che ha distrutto. Architetto, a livello di conti, a chi tornano e a chi non tornano in questo caso? Rileggessimo le procedure che sono state adottate, no? Negli anni 50 e 60, portando la statale 13 fuori dai centri storici, andiamo a leggerle correttamente e vedremo che in teoria, diciamo, no, forse dal punto di vista anche giuridico specifico, i comuni non dovrebbero spendere una lira, perché chi ha distrutto un patrimonio come questo, perché l'ha distrutto per motivi di convenienza di quel tempo, deve ripararlo. Quindi lo Stato... Sì, però mi permette, è semplice a dirlo, poi siamo in Italia. Sì, siamo in Italia, o Autovie Venete, si tratta di incontrarsi, no? Cioè incontrare la ferrovia, perché la sede ferroviaria si è addirittura spostata, rispettosa del centro storico, è andata via dritta e ha lasciato uno spazio immenso, no? Ecco. Quindi la Pontebana corretta, la statale 13 corretta, può correre lungo la ferrovia tutto il tratto di Venzone, liberare questo terreno, permettere la ricostruzione del fossato qui, che davanti a noi si ricostruisce il fossato, e quindi si fa questo parcheggio, si fa su terreni di Pontebana.
Voglio dire, la Pontebana... Io le volevo chiedere questo, perché alla fine non si vuol fare questa operazione? Perché evidentemente secondo me non c'è chiarezza sugli avvenimenti del passato, non si studia la storia, specialmente dal punto di vista giuridico e legislativo. Lo Stato, Pinco Pallo, no? Che è lo Stato, ha distrutto un patrimonio. Ha il dovere di ripristinarlo. Come è stato ricostruito il centro di Venzone, il Ministero dei Beni Culturali, il Ministero delle Infrastrutture. Perché, scusi, la Regione ad esempio non interviene, visto che siamo a statuto speciale? La mia sorpresa è che la Regione ha tante cose da fare, che non si occupa sufficientemente la Regione di imprimere il suo ruolo autonomo, no? E imporre allo Stato di riparare i danni che ha commesso in questi secoli, ma non è solo qui, no? Belli docet, insomma. Ma sì, è la Regione, anzi è proprio qui si dimostra una carenza assoluta della Regione, che ormai ha perso, secondo me, il significato filosofico, no? Proprio delle procedure dell'autonomia. Non sa più che cos'è l'autonomia friulana, no? Ha perso il senso proprio della forza del Friuli rispetto, dico, Alto Adige, altri posti che difendono la propria autonomia. Pensi solo all'elettrodotto, in Piemonte hanno costretto l'elettrodotto ad andare sottoterra, qui si sono tirati giù le braghe, no? Cioè, nel vero senso della parola, comanda la terna, eccetera. Ma veniamo qui allo Stato. Ripariamo, lo Stato deve pagare la riparazione di un danno commesso, quindi ricostruisce il centro storico, il comune non deve spendere una lira, e poi vediamo di spostare la Pontebana lungo la ferrovia. Come possiamo spostare la Pontebana lungo la ferrovia che è là? Come possiamo? Sul terreno delle ferrovie dello Stato. Praticamente, se noi riuniamo le ferrovie dello Stato, il Ministero delle Infrastrutture, Autovie Venete, intorno a 4 persone intorno a un tavolo, no? Il comune di Venzone non dovrebbe spendere una lira, ma neanche la Regione, se la Regione esprime la propria autonomia. Se la Regione, come lo fa con la Terna, si cala le braghe solo perché ha di fronte il Ministero, Roma, eccetera, e allora, capito, allora chiudiamo Baracca e Burattini, ma però togliamo anche la targa Friuli, no? Togliamo la targa Friuli, perché a questo punto ci stanno mettendo col Veneto, eccetera, no? Forse l'Alto Adige ci aiuterà un pochettino. Certo che siamo in una situazione molto particolare, perché stiamo entrando nell'era del restauro, ripristino del paesaggio del Friuli. L'era del restauro e ripristino dei centri storici, perché non si può continuare a costruire, anzi, se c'è spazio nel centro di Tolmezzo, nel centro di aumentiamo le cubature, no? Nel senso, quello che ha il cortile, no? Dagli un'altra ala, altrimenti suo figlio va a costruire le villette e caricare sulle... Ecco, quindi stiamo entrando in un'epoca nuova, no? Forse si atterrerà, non si arriverà più con un pullman, si atterrerà con un drone, come si chiamano? Certo. Perché viene spontaneo dire per questo non si vedono i marziani da queste parti. Sì, no, perché l'hanno già capito anche loro. L'hanno già capito anche loro. Ecco, per cui siamo in un'arretratezza tecnologica, stiamo crollando in un'arretratezza anche giuridica, legislativa. Non produciamo neanche la legge che si produce in Germania, dove la Teilnehmergemeinschaft, la comunità dei proprietari dei terreni, riesce a modificare l'assetto autostradale. Non abbiamo neanche appreso, no, elementi legislativi che altri paesi europei producono per incassare i soldi europei. Tra l'altro questo potrebbe essere il risanamento urbano, il risanamento paesaggistico potrebbe essere pagato in gran parte dai fondi europei. Quindi abbiamo i fondi europei, lo Stato che deve riparare il fossato, no? Le ferrovie che mettono a disposizione il terreno per rendere la Pontebana parallela, i camionisti che saranno felici, finalmente non hanno più questa curva, no? Dove si strusciano
no? I tir si strusciano qua, qui è la curva più pericolosa del Pontebana di tutto il tracciato che esiste in Nord Italia, per cui no, veramente io non vedo assolutamente dei problemi. Ecco, secondo me è una bandiera per l'amministrazione pubblica questa qui. Gli ingressi antichi sono da nord a sud, dove era anticamente la Pontebana, e rimangono gli ingressi antichi con i suoi portali. Questo ingresso fu fatto recentemente, negli anni diciamo, del dopoguerra fu fatto questo ingresso, servirà per collegare Pioverno. Gli ingressi antichi rimangono sulla via nazionale, sono gli ingressi storici, diciamo così, ma qui è un parcheggio vasto per pullman, abbiamo terreni di Pontebana, della Pontebana, quindi statali, là dietro. Vuole lo Stato incassare un po' di soldi per il parcheggio, incassi, si mette d'accordo con il comune, incassi un po' di soldi per il parcheggio, ma ci dia la possibilità di riscavare il fossato, di spostare la Pontebana parallela alla ferrovia e faccia questo regalo finale, no, al centro storico di Levenzone, che è veramente un capolavoro architettonico, artistico, decorativo, c'è l'artigianato, c'è tutto, c'è la grande cultura del Friuli. Bene, io concludo, è talmente chiaro che ven fu pai pocui. Grazie e alla prossima.